e quindi oggi diamo avvio al primo e al secondo lotto. Sapete che le ciclovie nazionali sono 5 su 10, 10 ciclovie a livello nazionale sono state individuate, 5 di queste interessano il Veneto. C'è l'Adriatica, c'è la Vento, c'è la Venezia-Trieste, c'è la ciclovia del Sole da Verona a Firenze, c'è la ciclovia del Garda. Quindi giusto a testimoniare che la regione del Veneto dal punto di vista turistico ha un'importanza davvero straordinaria. Siamo la prima regione turistica a livello nazionale, non dobbiamo vivere sugli allori perché insomma abbiamo avuto degli anni che ci hanno dimostrato che è meglio non dare nulla per scontato. Poi in una regione dove ci sono città dove mettono la tassa d'ingresso, dove parlano di overtourism, dove dicono che vogliono un turismo di qualità, pronti, non c'è nessun problema. Il Veneto non è bello solo a Venezia, a Verona, Lago di Garda e le Dolomiti, c'è tutto un territorio all'interno che è da esplorare, da riscoprire, e il delta del Po, che magari non è tanto conosciuto, però insomma tutti quelli che hanno l'opportunità e la possibilità di venirlo a visitare, cioè ragazzi, vieni qua ed è la pace, vero? Altro che overtourism, casino, code, cioè vieni qua in bicicletta, daremo la possibilità di potersi godere il territorio. Sto anche pensando ad un percorso che le tocchi tutte, le metta tutte in collegamento per magari fare un fine settimana che potrebbe essere un fine settimana interessante per rendere onore a tutte queste ciclovie di interesse nazionale che verranno realizzate. Di fatto tenete presente che l'anno prossimo, ma proprio perché interesserà anche il vostro territorio, nel 2025 partirà, spero, mi auguro, il treno del mare. Il treno del mare che partirà da Verona. In 2 ore arriviamo a Chioggia, però facciamo tappa, non ho capito, dopo arriviamo anche a Rosolina, però faremo anche dei percorsi per caricare le bici sull'autobus e poter arrivare nel delta del Po e organizzare delle giornate in bicicletta, quindi intermodalità, treno, bicicletta, per poter portare la gente nel delta, perché credo che ne valga la pena. Quindi questa è un'altra opportunità dove coniughiamo questi investimenti di fatto con la gestione del servizio ferroviario sulla Verona, Rovigo, Chioggia, che verrà presa da Trenitalia. Quindi è un territorio che noi, per quanto è di nostra competenza e per quanto possiamo, cerchiamo di promuoverlo. Devo dire che con i sindaci, insomma, oggi sono interessati il sindaco di Porto Tolle, comune di Porto Tolle, Taglio di Po, Ariano, Polesine, Porto Viro, e poi siamo a Rosolina ovviamente, dove siamo con il sindaco. Quando vedi che gli investimenti vengono accolti dal territorio li fai anche volentieri, quindi buon lavoro alla ditta, lavorate bene nei tempi e ci vediamo l'anno prossimo e basta. Buona giornata a tutti. Adesso inizierà il giro delle firme. Avanti tutta ragazzi, ci vediamo sicuramente prima, perché siamo ad Adria la settimana qua abbiamo i fondi funta, ok, ritorno nel Rondigino, lunedì siamo ad Adria per un altro pezzo e continuiamo. Poi a venerdì sono qua di nuovo perché c'è il traghetto a Porto Levante. Dopo? Okay. Io vi porto i saluti del Presidente Zaia, di tutta la Giunta regionale, e ovviamente avete visto la regione oggi era rappresentata insieme a me dall'assessore Corazzari, che non porta Rovigo nel cuore, neanche la consigliera Cestari, stavo dicendo Stefano Cestari, e rappresentano con me la regione, insomma sono dei difensori del territorio. Simona Bisaglia mi ha mandato prima un messaggio, ha avuto un imprevisto, però mi ha chiesto di scusarla e di portare i suoi saluti.